gruppo di giovanissimi accerchia e picchia con calci e pugni un coetaneo in pieno centro conegliano dopo una lite iniziata al parco. La violenza sotto gli occhi di residenti e automobilisti, immortalata in un video. Rabbia in città. Giovanissimo turista tedesco aggredito con un amico da un 23enne tunisino a 2 passi dal Duomo di Treviso. La vittima derubata della collana, il malvivente arrestato ma già a piede libero. In 2 notti consecutive ladri in azione, ben 7 volte a zero branco, soprattutto tentati furti che hanno comunque messo in apprensione il paese. Non sottovalutati i movimenti sospetti, l'appello del sindaco. Una comitiva di escursioniste tedesche, quasi tutte minorenni, recuperata nella notte in una zona impervia dello Zoldano. Le ragazzine erano state colte da una crisi di panico. Esodo e bollino nero, boom di transiti lungo la 4 tra Venezia e Trieste, coda all'uscita di Lisert, code anche lungo la Treviso Mare e verso la montagna. In attesa dell'ultima e più intensa ondata di caldo in arrivo la prossima settimana, domani tornano temporali e grandini in tutta la regione, scatta l'allerta gialla. È iniziato questa mattina il campo scuola alpino alla caserma Montegrappa di Bassano. Vi partecipano una cinquantina di giovani da 16 anni in su, dal Veneto e altre zone d'Italia. Dopo il successo straordinario della notte famosissima trasmessa in diretta su Antenna 3, stasera uno speciale con il meglio della festa del Redentore, appuntamento alle 21. Domani mattina invece dalle 10:30 in diretta la tradizionale messa dei trevisani nel mondo. Dal Consiglio a officiare la cerimonia il cardinale Fabio Baggio, a capo del Dicastero del Vaticano per i migranti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con la caccia aperta ai Maranza che ieri sera hanno colpito a Conegliano, il pestaggio violentissimo di un minorenne con la vittima che ha denunciato i suoi aggressori. Ignote al momento le cause dell'alterco iniziato al parco, in un parco pubblico, e finito in strada. Il video del pestaggio è finito sui social, le indagini sono state affidate ai carabinieri. Stavo cenando e erano più o meno le 9:30 e ho sentito degli schiamazzi fuori e c'erano una quindicina, ventina di ragazzi d'età penso attorno ai 16 anni, credo, così, che stavano insomma con colluttazioni varie. Grida, spintoni, insulti, dal parco pubblico di San Martino fino alla rotatoria di Via Fenzi, sequenze in parte documentate da Francesco Szumski, noto farmacista di Revine Lago e figlio del consigliere regionale Riccardo. Una serata d'altissima tensione, quella vissuta a Conegliano, culminata con un pestaggio in piena regola e con i protagonisti incuranti di residenti alle finestre, passanti, clienti nei locali e pure delle auto. Sì, è violenta perché insomma si è abituato a vedere in TV, però vedere che 4-5 attorno a un ragazzo, insomma, è abbastanza una scena cruda, insomma. Il ragazzo rimasto a terra è un minore, residente nelle vicinanze, che ha formalizzato la denuncia in caserma dai carabinieri nelle scorse ore accanto al padre. 5 giorni di prognosi per una ferita al volto, ma visti i calci e pugni rimediati poteva davvero andare peggio. Si deve capire perché il branco lo abbia preso di mira. Pare infatti che i toni inizialmente si fossero accesi tra 2 gruppi distinti, per lo più Maranza e giovanissimi di seconda generazione, e questo all'interno del parco urbano. Forse alla base un gesto di sfida da parte di un gruppo nei confronti di 3 ragazzi che erano seduti tranquilli al bar. A un certo punto, racconta un testimone, verso questi ultimi sarebbe stato lanciato un oggetto, sembra una pistola giocattolo. Quando sul posto si sono precipitati i carabinieri è stato il fuggi-fuggi, con i militari che stanno visionando sia le immagini diffuse via social che quelle della videosorveglianza. È un po' preoccupante perché è una zona, a parte vicino al centro, ma in cui ci abitano parecchie famiglie, insomma, quindi vedo qualche vicino spesso verso quell'ora andare al parco, magari a portare il cane o fare una passeggiata, quindi trovarsi in una situazione del genere potrebbe essere insomma una cosa che pericolosa.
Quindi la polizia locale sta visionando senza soluzione di continuità le immagini della videosorveglianza, devono essere individuati diversi soggetti, li avete visti nel video diffuso anche sui social, e tutto questo mentre la città del Cima si interroga. Mi disgusta la cosa perché io lavoro da mattina fino a sera, anche fine settimana, e la sera torno a casa che sono stanco. C'è gente che piace, preferisce fare queste cose, io non le tollero, zero. È una cosa che porta ai genitori, perché mi hanno sempre dato un certo carattere, i miei genitori mi hanno insegnato come comportarsi, il rispetto, non solo tra di noi, ma anche del quieto vivere anche delle altre persone. Sembra non avere dubbi il giovane Massimiliano di fronte all'episodio di violenza che in queste ore interroga Conegliano, il pestaggio di un minore in una zona solitamente tranquilla, un campanello d'allarme da non sottovalutare. Se ci fossero più agenti di polizia sarebbe meglio, magari qualche controllo in più, qualche pattugliamento in più non sarebbe male. Poi dipende, non dipende da noi a fin fine, no? Diciamo che un fatto del genere dovrebbe comunque alzare un po' l'attenzione. Dovrebbe alzarla, speriamo che la alzi. Intanto il Comune ha messo a disposizione dei carabinieri le immagini della videosorveglianza pubblica che confluisce nella sala operativa della Polizia Municipale. Dura la condanna del sindaco Fabio Chiesa. Questi soggetti, dice, vanno fermati. Episodi che di sicuro non fanno bene all'immagine della città, e non posso che unirmi a quanto detto già dal nostro sindaco Fabio Chiesa, e spero assolutamente che ovviamente i responsabili vengano individuati, e francamente ho anche una certa sicurezza che ciò avvenga, perché abbiamo la fortuna di essere in una città che tutto sommato è altamente presidiata. Abbiamo un comando di polizia, abbiamo un comando di vigili urbani che è all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il controllo del territorio attraverso la videosorveglianza, e quindi credo che insomma si arriverà sicuramente a una giusta individuazione dei personaggi, e spero e mi auguro assolutamente anche una giusta punizione. Così dunque a Conegliano, mentre a Treviso un giovane tedesco è stato rapinato della collana che aveva addosso. Il rapinatore, un 23enne tunisino, è stato subito identificato e arrestato poco distante, ma dopo la convalida dell'arresto è già a piede libero. Noi siamo intervenuti passando sul posto con la nostra pattuglia che è stata fermata dai due ragazzi che avevano appena subito questa rapina, questo strappo di una catenina che uno dei due aveva al collo. Uno strappo violento, improvviso, la maglietta lacerata, con la denuncia che parte subito dopo grazie alla presenza di una pattuglia della polizia locale in via San Liberale tra Duomo e Borgo Cavour. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio in pieno centro a Treviso, quando un giovane avvicina una coppia di ragazzi tedeschi, poco più che maggiorenni. L'approccio sfocia in rapina, ma la segnalazione immediata con tanto di identikit permette la mobilitazione di uomini e mezzi, tanto che le volanti della Polizia di Stato individuano l'autore in via Silvio Pellico. Si tratta di un 23enne tunisino residente nel Veneziano. Nella tasca dei suoi pantaloni viene trovata la collana del tedesco. Con il 23enne c'è un altro giovane che però, da un primo riscontro, sembra non aver avuto un ruolo materiale nella rapina. La prontezza dell'intervento è stata anche quella di riuscire ad avere immediatamente dai due giovani tutte le informazioni necessarie, che poi sono state divulgate tramite centrale operativa alle altre sale operative. La collana è stata così restituita al legittimo proprietario, a cui sono stati refertati 7 giorni di prognosi per delle escoriazioni al collo, mentre il 23enne tunisino è stato arrestato per rapina e lesioni. Ma qui scatta l'altro capitolo destinato a far discutere, perché sì, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria nelle scorse ore, ma il rapinatore si trova già a piede libero, non sottoposto quindi a misure di custodia cautelare. Sulla carta pare sia incensurato. A Zero Branco, ladri in azione per due notti consecutive, 7 i tentati colpi che sono stati registrati, con il sindaco che lancia un appello.
Nella serata tra mercoledì e giovedì ci sono stati 4 tentativi di furto e nella notte appena passata altri 2, forse 3. Ladri in azione a Zero Branco. Il sindaco Luca Durighetto non nasconde la sua preoccupazione dopo i ripetuti tentativi di furto avvenuti sul territorio comunale. Mercoledì sera, intorno alle 23, lungo la strada in direzione a Mogliano, un comando composto da almeno 3 persone si è introdotto nel giardino di un'abitazione. Dopo aver tranciato i cavi elettrici e scassinato una porta, i malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Indossavano guanti ma non passamontagna. Le immagini sono già state consegnate ai carabinieri. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti sia i vigilanti della security sia i militari dell'Arma, costringendo i ladri alla fuga. Sempre nella notte, in zona via Treviso, è stato preso di mira un altro immobile. Anche in questo caso i malviventi hanno forzato una porta ma si sono allontanati quando si sono accorti della presenza all'interno di una coppia di anziani. Sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri. Un'escalation che tiene alta l'attenzione delle forze dell'ordine. Lo sappiamo che nel periodo prima delle ferie è uno di quelli più critici, assieme a quello attorno a Natale o durante le vacanze invernali. Quindi serve la massima attenzione da parte di tutti. Noi con le forze dell'ordine stiamo controllando il nostro sistema di videosorveglianza, che fortunatamente è un sistema esteso, quindi copre buona parte del nostro territorio. Molte immagini dell'estesa rete di videosorveglianza comunale saranno analizzate nella speranza di identificare i responsabili. L'appello è anche ai privati che magari abitano nelle abitazioni limitrofe a quelle che sono stati interessati dai furti, nel caso in cui i loro sistemi di videosorveglianza avessero incrociato con le immagini il passaggio anche di queste persone all'interno dei propri cortili, magari anche solo proprio per passare da un'abitazione all'altra. Anche quelle immagini sono essenziali. Tra l'altro fin da subito insomma, si è riusciti a capire più o meno il numero delle persone e quali potessero essere anche le fisionomie, e da questo punto di vista, ripeto, anche le immagini private sono essenziali per le forze dell'ordine, e ogni informazione, anche la più semplice, anche quella che può sembrare più superficiale, invece può essere utile e dirimente per le indagini. Grande dispiegamento di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14:30 sul ponte della strada statale 53 a Ponte di Piave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, anche con l'elicottero e il personale del SUEM 118 che ha trasportato una donna di 45 anni in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso. In un primo momento si era ipotizzato che la donna fosse rimasta ferita dopo un tuffo nel Piave. Successivamente è emerso che si sarebbe trattato di un gesto estremo, con la donna precipitata dal ponte da un'altezza di oltre 14 metri. Le sue condizioni sono gravi e la paziente si trova ricoverata in prognosi riservata al Cafoncello. Torna il maltempo prima della nuova ondata di caldo intenso prevista per la prossima settimana. Domani intanto allerta gialla decretata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico da temporali. Rovesci che localmente, specie tra prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi, pure con forti raffiche di vento e locali grandinate. Quindi sarà una domenica di allerta gialla, e tutto questo mentre sulle strade c'è un traffico molto intenso, perché è scattato il primo fine settimana da bollino nero sulla 4, l'attenzione è molto alta, ma anche sulle arterie non autostradali, sulla Treviso Mare e sulle strade verso la montagna. Avete trovato traffico? No, un po' intorno al lago di Garda e basta. Da dove venite? Provincia di Brescia, Val Camonica. E dove andate? Belgrado. Da dove venite? Da Perugia. Avete trovato traffico? Abbiamo trovato sì dei punti in cui era molto trafficato a salire. E adesso dove state andando? A Sappada. Da dove venite? Milano. Com'è andata fino adesso? Per adesso benissimo, un pochino di traffico per un paio di incidenti, però poca roba, traffico scorrevole. Sembra meglio di quello che accade durante la settimana lungo la tangenziale? Molto meglio, non c'è paragone. Soprattutto si va verso una meta diversa, quindi... Dove andate? Andiamo in Croazia. Voci dall'esodo verso le vacanze all'area di servizio di Cessalto lungo la A4, con un traffico decisamente sostenuto, come era del resto già previsto, fissando il bollino nero per questo fine settimana al volante.
Il primo di 5 bolini neri previsti per la stagione estiva, ma che stando ai dati di Autostrade Alto Adriatico registra un aumento del 7% dei transiti rispetto a un anno fa, con oltre 190.000 passaggi a fine giornata. In particolare alla Tisana aumentati del 24% verso le spiagge per un casello che si divide i transiti con Cessalto. Qua siamo praticamente a metà tra Jesolo e Caorle, e quindi è strategica l'uscita. Tante volte gli stessi navigatori te la danno come alternativa quando c'è traffico dall'altra parte, quindi siamo intasati. In crescita di 17 punti i passaggi anche al casello di San Donà per un traffico che poi si è riversato sulla circolazione con questi risultati. Passando alla A28 Portogruaro Conegliano, registrati aumenti del 14% all'uscita di Cordignano, mentre in mattinata alla confluenza di Pianvedoia della A27 verso Cortina si sono formate lunghe code smaltite solo dopo le 13, quando molti si sono fermati per il pranzo. Uno spuntino di passaggio perché siete partiti a Torino, che ora? Sì, siamo partiti questa mattina intorno alle 7:30 e siamo in direzione Croazia e ci siamo fermati giusto per lo spuntino e il dovuto pasto. Avete trovato traffico? Qualche rallentamento, ma code no, per fortuna. E per evitare la congestione del traffico verso il confine sloveno, in azione nel tratto tra Palmanova e Villesse la safety car che ha deviato i veicoli verso Gorizia. Esodo da bollino rosso ma senza particolari disagi sulla rete gestita dalla CAV, che ha stimato per questo fine settimana tra i 670 e 690 mila veicoli in transito sulla rete Padova-Venezia, passante in tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo, peraltro in leggero calo rispetto allo scorso fine settimana. Infine traffico sostenuto per tutta la giornata anche lungo la Treviso Mare, dove è bastato anche un semplice tamponamento per creare subito lunghe code. E c'è un motociclista 38enne trevigiano ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre dopo un violento scontro tra un'auto e la sua moto sulla Triestina a Musile di Piave. L'incidente ieri sera all'altezza del distributore Vega in direzione Treviso. L'uomo era in sella ad uno scooter e per causa ancora in corso di accertamento si è scontrato con un Audi con a bordo una famiglia del posto. Nell'urto il Centauro è stato sbalzato sull'asfalto, trasportato all'ospedale dell'Angelo, ha riportato varie lesioni, i medici si sono riservati la prognosi. E dopo il caso di West Nile a Salgareda c'è un'altra inusuale positività riscontrata in alcune oche domestiche a Oderzo. Sono risultate positive delle oche nella zona periferica, diciamo, alla città di Oderzo. Un reperto sostanzialmente occasionale, perché il monitoraggio viene fatto normalmente sulla parte faunistica, che è stato generato, diciamo, da della sintomatologia che era stata rilevata da un veterinario ufficiale, quindi della nostra ULSS. Ecco. Il virus della West Nile, portato dall'autoctona zanzara culex, ha colpito un gruppo di oche alla periferia di Oderzo dopo una persona a Salgareda. Un fatto inusuale che però non preoccupa per il momento l'ULSS 2, che lo considera assimilabile al virus che colpisce la fauna degli uccelli, di solito gli unici vettori della malattia. È un dato molto simile, se vogliamo un po' più rassicurante, perché gli animali interessati possono essere protetti dalle zanzare e quindi evitare di contaminare altre persone, e per cui ecco, va visto in quest'ottica qua. Teniamo sempre conto che la zona di Oderzo purtroppo è ogni anno quasi costantemente colpita, e andando dalla zona di Oderzo proprio come città fino ad arrivare soprattutto alle zone del Ponte di Piave, le zone più umide, Salgareda, eccetera. Zone umide della campagna veneta, ma anche sottovasi o tombini privati stagnanti, caldo tropicale, tutto concorre alla proliferazione della zanzara, ma per il momento la situazione è sotto controllo e tutelarsi è semplice. Basta proteggersi durante le ore notturne. Paradossalmente è meglio farsi pungere di giorno da una tigre rispetto alla notte dalla nostra zanzara culex, che è autoctona. Quindi abiti con maniche e pantalone lungo, bambini con passeggini coperti di notte e insetto repellenti adeguati. Quanto al caso di un umano colpito a Salgareda, l'indagine per capire la provenienza dell'animale che ha colpito è ad uno stadio avanzato. Siamo arrivati a un buon punto, quindi abbiamo purtroppo un po' la garanzia che quella sia la posizione. Anche qui il dato
purtroppo conferma il dato storico, cioè che quelle aree siano tra le più a rischio insieme all'area di Preganziol, se vogliamo Casiere, eccetera, Treviso Sud, che per il momento è negativa, ma insomma bisogna garantire il monitoraggio e tutto per capire quando inizieranno le positività. 2 sono i grandi predatori della zanzara, le rane e i pipistrelli, ma vanno tutelati. Per cui si possono fare tante cose, quella da non fare è di pensare subito ad adottare dei prodotti piretroidi per gli adulti delle zanzare, perché questo fa un danno ambientale molto importante, insomma, rischia di diventare un volano negativo. Oltre un centinaio di persone si sono radunate in piazza Indipendenza a Treviso ieri sera per dire di no al DDL 155 che di fatto toglie tanti limiti alla caccia, presenti tutte le associazioni ambientaliste e animaliste della città insieme a molti esponenti del centro-sinistra, da Andrea Zanoni di AVS a Stefano Pelloni e Marco Zabai del Partito Democratico. Molti gli interventi per promuovere il referendum tra i cittadini e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela di animali e ambiente. Abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale dandovi conto dell'episodio di violenza giovanile che si è registrato a Conegliano con il pestaggio di un minorenne, ma ci sono tanti modi per raccontare le nuove generazioni e sono anche modi positivi e propositivi. Uno ci porta a Castello di Codego. Mi sono trovato molto bene perché abbiamo aiutato gli anziani e hanno fatto una giornata molto diversa dal solito, e poi con l'esperienza di Ci sto a far fatica mi sto trovando molto bene perché sto imparando nuove cose e mi sto mettendo al servizio del mio paese. Ci sto a fare fatica raggiunge il 7° sigillo con numeri record, oltre 1000 ragazzi coinvolti in 43 comuni, 9 in più rispetto allo scorso anno, insieme ai loro tutor ed handyman maggiorenni, coordinati dalla cooperativa Chiricù di Montebelluna. È andata molto bene, molto bene, abbiamo collaborato con molte associazioni, quindi i ragazzi hanno avuto modo di conoscere anche realtà diverse e anche i lavori erano molto belli e divertenti. Stamattina è andata bene, è stato un momento abbastanza sereno, rilassato, dove sì, diciamo si sono un po' unite 2 generazioni che normalmente difficilmente si incontrano. Un successo di partecipazione ma anche di connessione con il territorio e i suoi abitanti in cambio di attività di pulizia e manutenzione dei beni pubblici o di compagnia agli anziani. Ai giovani è arrivato un buono fatica di 50 euro da utilizzare in una rete di 200 esercizi commerciali della marca. Bisognerebbe farla di continuo perché il momento è veramente piacevole, i nonni qui anziani si sentono veramente come fossero a casa loro, sono contenti e quindi questo è l'obiettivo principale che ci siamo prefissati e lo stiamo raggiungendo. Però siamo contentissimi del sindaco e di tutta l'assemblea che tiene le riunioni qua, di tutti i cocchi perché ha fatto l'esame prima che ha fatto l'esame a Teresa Fuicia, che ha fatto l'esame a tutti quanti questi qua e ha detto sì, che seminate il buono voi altri. E infine un'altra attività in uno spazio adiacente. I ragazzi daranno vita ad un nuovo frigorifero che diventerà uno spazio di scambio libri. Positiamo qua i nostri libri, o comunque chi vuole può venire qua a lasciare i libri e prenderne in prestito altri che gli interessano. È comunque una idea sostenibile, gratuita, accessibile a tutti. Per una esperienza che finisce, quella di Ci sto a fare fatica, un'altra inizia, è quella del campo scuola alpino alla caserma Montegrappa di Bassano. Fino al 9 agosto la caserma Montegrappa sarà per loro casa, scuola e famiglia, assieme a tutti i luoghi della guerra che visiteranno in montagna, compreso il pellegrinaggio del 2 agosto in cima a Grappa. Sono una cinquantina i giovani di tutta Italia tra i 16 e i 20 anni che partecipano al campo scuola alpino a Bassano. Quando si è aperto il portale per iscriversi al campo scuola di Bassano, in 12 ore è stato praticamente completato. Questo è motivo d'orgoglio, ma soprattutto va a certificare il buon lavoro che da 5 anni a questa parte questo campo scuola a Bassano fa. Anche dai genitori arriva un generale consenso all'iniziativa. Non è che abbiano tutto facile,
c'è una collaborazione tra di loro che deve esserci, perché se no da soli non vanno da nessuna parte, e anche delle regole. Al giorno d'oggi magari sembra quasi essere questa parola strana, regole, non diritti ma doveri, serve come per tirare su un po' la schiena, spalle dritte. Mia figlia ha già fatto un campo 2 anni fa a Pianezze, si è trovata bene, ha avuto una bella esperienza e voleva ripetere questa una cosa più radicata in caserma. Ecco. Penso sicuramente un'esperienza molto positiva, sicuramente. E penso anche un cambiamento di personalità. Come è tornato dalle esperienze precedenti? Beh, positivamente, sì, si vede il cambiamento, diciamo. Ogni anno non vede l'ora di venire ai campi anche precedenti che ha fatto tanti amici, lavano i piatti quando tornano a casa qualche volta. Come si augura di trovare suo figlio fra un paio di settimane? Fatto e imparato. No, è un bravo ragazzo, però diciamo che qua, da come mi spiegava il signor Francesco, c'è tante piccole cose da imparare. Pronto a portarvi all'aeroporto militare di Treviso, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per l'avvicendamento che c'è stato al comando del reparto manutenzione dell'aeronautica militare di stanza alla parte militare dell'aeroporto di Treviso. Il colonnello Angelo Angiani ha sostituito il colonnello Sabino Acquaviva, che ha guidato il reparto per 3 anni. Il 12 settembre 2023 assumevo in questo hangar il comando del terzo RMA. Dopo quasi 3 anni concludo oggi il mio periodo di comando. Con queste parole il colonnello Fabio Acquaviva ha salutato gli uomini e le donne del terzo reparto manutenzione aeromobili e armamento dell'aeroporto militare di Sant'Angelo a Treviso. Una cerimonia di avvicendamento presieduta dal comandante della seconda divisione del comando logistico dell'aeronautica militare, il brigadiere generale Roberto Loconte. Presenti il prefetto Angelo Sidoti, il presidente della provincia Marco Donadelli, il sindaco di Treviso Mario Conte, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose, nonché i rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed Arma. Una cerimonia dove sono sfilati tra gli altri il gonfalone dell'Università degli Studi di Padova, decorato di medaglia d'oro al valor militare, la bandiera della città di Treviso, anch'essa decorata di medaglia d'oro, e del gonfalone della città di San Donà di Piave, decorato di medaglia d'argento, a testimonianza del profondo legame che unisce il reparto al territorio nella figura del tenente Giannino Ancillotto, medaglia d'oro al valor militare, cui è intitolato l'aeroporto militare di Treviso. A prendere il comando il colonnello Angelo Anglani, proveniente dalla seconda divisione del comando logistico. Ingegnere elettronico, ha maturato una consolidata esperienza nel settore logistico dell'aeronautica militare, dalla manutenzione elicotteri agli armamenti aeronautici e negli strumenti di pilotaggio degli F-35. Ha pubblicato diverse dispense sul settore dell'innovazione tecnologica applicata alla difesa. Chiaro il messaggio al suo nuovo reparto. È sempre la passione che spinge un tecnico a non accontentarsi mai, a ricontrollare un particolare finché non tutto sia perfetto. È la passione che trasforma l'esperienza in eccellenza. Andiamo adesso a Belluno. C'è la cronaca in apertura con un salvataggio nello Zoldano. Al calar della sera, esauste e in preda a una crisi di panico. Se la sono vista brutta le 8 ragazze di nazionalità tedesca, di cui 6 minorenni con età compresa tra i 12 e i 16 anni e 2 accompagnatrici di 24 e 29 anni, recuperate dai tecnici di elisoccorso lungo il sentiero CAI 487 che dal torrente Maè, in comune di Val di Zoldo, si inerpica per non semplice traccia verso il bivacco Tovanella, dove il gruppo intendeva trascorrere la notte. Attorno alle 20:20, a 1,5 chilometri dalla destinazione,
stanche e impaurite in prossimità di alcuni tratti particolarmente esposti, le ragazze non se la sono sentita di proseguire e hanno allertato la centrale del 118. Falco ha quindi individuato il gruppo a 1600 metri di quota e caricato a bordo una delle accompagnatrici e 2 ragazze particolarmente scosse per trasportarle alla sede del soccorso alpino di Longarone affinché fossero visitate dal personale medico. Il resto del gruppo, inizialmente intenzionato a proseguire nonostante la difficoltà dell'itinerario e il calare del buio, attorno alle 22:10 ha richiesto nuovamente l'intervento dei soccorritori, questa volta con il coinvolgimento dell'elicottero di Treviso Emergenza che con 2 viaggi ha ricondotto l'intera comitiva a Longarone. In serata altri 2 alpinisti polacchi erano stati recuperati da Falco mentre percorrevano la storica via alpinistica Solleder-Lettenbauer sul Monte Civetta in comune di Alleghe. I 2, perduta la traccia di salita e assicurati a una sosta di fortuna, sono stati individuati dai soccorritori a 2900 metri di quota per poi essere recuperati con l'uso del verricello e riportati al sottostante rifugio Tissi in buone condizioni. Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente uno dei 2 appelli proposti da privati per l'annullamento dei provvedimenti di valutazione di compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto di fattibilità dell'impianto Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Lo rende noto Società Infrastrutture Milano Cortina, che spiega come la sentenza ha ritenuto immune da vizi l'istruttoria tecnica, ambientale, paesaggistica e geologica svolta da Simico e dagli altri enti coinvolti nel procedimento. Naturale la soddisfazione di Simico, che ora attende l'esito del parallelo ricorso proposto da altri privati, mentre sul fronte giudiziario sull'Apollonio Socrepes proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Belluno, che indaga per il reato di turbativa d'asta. La Regione del Veneto rilancia Longarone, Fiere e Dolomiti dopo i mesi difficili segnati dalla crisi economica della società fieristica. La Giunta regionale ha assegnato la qualifica ufficiale alle manifestazioni del 2027. Agrimont, Caccia, Pesca e Natura e Arredamont ottengono la rilevanza nazionale, mentre la storica MIG, la mostra internazionale del gelato, conferma quella internazionale. Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci si tratta di un segnale concreto di fiducia verso Longarone e un territorio che punta a tornare protagonista. Il riconoscimento sottolinea la Regione e rafforza il percorso di rilancio della fiera. Diventa un caso politico invece l'iniziativa contro l'ANAS del senatore Luca De Carlo, che nel primo pomeriggio ha installato un cartello di indicazione stradale all'uscita della galleria della variante di Tai di Cadore. La società contrattacca. All'inizio di marzo dei cittadini mi avevano segnalato che era stato rimosso il cartello verso Comelico Superiore. Può sembrare un dettaglio, ma in realtà non lo è. È la differenza tra pensare ai territori, accudire i territori e non farlo. Inizia così il reel che il senatore Luca De Carlo nel primo pomeriggio ha pubblicato su Facebook e che è diventato, in men che non si dica, un caso politico. De Carlo, giustiziere delle rivendicazioni dei comeliani, fa sapere che subito dopo la segnalazione si era attivato chiamando e scrivendo ad ANAS, che per le vie brevi aveva assicurato che avrebbe rimesso la segnaletica. Oggi però quel cartello non c'è, mentre ci sono gli altri. E allora ho provveduto a farlo io. Ho messo un cartello che ricorda che per questa direzione si va in Comelico Superiore, una terra straordinaria che merita il rispetto delle istituzioni, perché se qualcuno le promesse non le mantiene, io sono abituato a mantenere tutto ciò che prometto ai miei cittadini. Le lodi a De Carlo sono arrivate a stretto giro, ma l'iniziativa non è passata inosservata. ANAS ha subito risposto. Il cartello è in fase di produzione, le tempistiche per l'installazione sono state definite insieme al resto della segnaletica di indicazione e complementare della variante, come per Nebbiù. La segnaletica fai da te non è consentita dal codice e pertanto sarà eliminata e sostituita da quella definitiva già concordata con la sindaca di Pieve di Cadore, che è Comelico su sfondo marrone, trattandosi di indicazione geografica e non di un singolo comune. A rafforzare la replica di ANAS la prima cittadina di Pieve, Cindy Manusci, che mostra uno scatto e il post dello scorso 15 giugno, giorno in cui si svolse il sopralluogo con la società e Vianini per stabilire la segnaletica definitiva di Tai all'altezza delle 3 nuove rotatorie della ciclabile e verso l'Austria. Non solo un impegno, ma la conclusione di un progetto che non si è fermato il giorno dell'inaugurazione del tunnel della variante. Sul senatore De Carlo incombe però una sanzione pecuniaria per violazione
violazione dell'articolo 45 del Codice della strada per collocazione abusiva di cartelli stradali. Va bene, risponde il parlamentare di Fratelli d'Italia. Sono qua, la pago volentieri. Ma c'è una nuova puntata di queste ore, di questi minuti, eccola, ANAS ha rimosso il cartello di De Carlo, quello che avete visto nel servizio di Tiziana Bolognani, e messo quello ufficiale, e voilà, verrebbe da dire, quindi una giornata, come vedete, molto concitata, che è ruotata attorno a questo cartello. Intanto la montagna resta protagonista, lo è stata al premio Pelmo d'Oro questa mattina a Quantin di Ponte nelle Alpi. La montagna insegna il limite ma anche il modo di superarlo, insegna che ogni vetta si conquista con preparazione, prudenza e rispetto. È questo il messaggio che ha accompagnato la cerimonia del 28° premio Pelmo d'Oro ospitata al Pala Quantin a Ponte nelle Alpi, che da oggi ricorda Giovanni Viel, giornalista e speaker ufficiale delle imprese sportive che hanno lasciato il segno a livello internazionale e presentatore di molte edizioni del Pelmo d'Oro. La dedicano a lui, per questo ringrazio tantissimo l'amministrazione e tutta la comunità di Ponte nelle Alpi per aver pensato a lui in questa struttura che è nata per l'atletica leggera e che è sicuramente uno dei due amori di Giovanni insieme al fondo. Una giornata dedicata ai protagonisti dell'alpinismo e della cultura delle Dolomiti, ma anche ai valori che la montagna continua a trasmettere. Sul palco sono saliti i vincitori dell'edizione 2026. Il Pelmo d'Oro alla carriera è stato assegnato ad Aldo De Zordi, quello per l'alpinismo in attività alla cordata dei gardenesi Martin De Iori, Titus Prinot e Alex Valpot. Il riconoscimento per la cultura alpina è andato a Ernesto Maioni, premi speciali anche al geologo Vittorio Fenti, a Goretta Traverso Casarotto e a Primo Riccardo Bernardi. Andiamo a premiare persone della montagna, che vivono in montagna, quindi questa è la cosa più bella. Il percorso che facciamo anche con la giuria di analisi delle varie figure è veramente bello, perché scopriamo delle figure che di fatto altrimenti rimarrebbero nell'anonimato. In platea, fra le autorità civili, militari e religiose della provincia, anche il presidente della regione Alberto Stefani, presenza significativa in una terra che rivendica la propria dignità. Noi abbiamo proposto una cabina di regia. Adesso abbiamo il vantaggio di poter dare a Belluno circa 99 milioni di risorse che arrivano dall'idroelettrico. Vogliamo fare in modo che queste risorse siano gestite bene, che siano gestite in particolare per i servizi, spesa corrente per i cittadini bellunesi, sanità e sociale, fare un passo in avanti, e lo possiamo fare insieme. Un riconoscimento speciale è stato tributato anche alle atlete e agli atleti bellunesi reduci dai Giochi invernali 2026. Il Pelmo d'Oro continua così a raccontare un alpinismo che non misura il valore solo con la difficoltà di una salita, perché la montagna resta una maestra di vita, educa al limite, alla responsabilità e alla solidarietà, e ricorda che sulle pareti, come nella vita, il traguardo più importante non è arrivare prima degli altri, ma saper camminare insieme. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21, il meglio della notte del Redentore. La scorsa settimana vi abbiamo mostrato questo spettacolo meraviglioso in diretta. Questa sera, a grande richiesta, vi trasmetteremo i momenti salienti a partire dalle 21. Ma c'è un duplice appuntamento, perché domani mattina, sempre in diretta con i trevisani nel mondo, trasmetteremo dalle 10:30 dalla piana del Cansiglio la festa dei Veneti nel mondo, in concomitanza con la 33esima edizione della Cansiglio Day, festa dedicata agli migranti partiti dalla Marca in cerca di fortuna. Un appuntamento che riunisce rappresentanti di tutte le sezioni dell'associazione diffuse nel mondo, e dopo lo sfilamento dei gonfaloni dei comuni e dei labari delle sezioni seguiremo la Santa Messa presieduta dal cardinale Fabio Maggio. Quindi appuntamento questa sera con i fuochi a partire dalle 21, con la festa dei trevisani nel mondo domani mattina a partire dalle 10:30, come sempre su Antenna 3. È tutto per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.